Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy. Nella puntata di questa sera tratteremo il tema di tutte quelle imprese, quelle aziende che si sono, diciamo così, si sono avviate in Friuli negli ultimi tempi riguardo ai prodotti senza glutine, ai prodotti biologici e ai prodotti per persone che hanno deciso di mangiare cibo vegano. Lo faremo anche col contributo, oltre che di alcuni operatori del settore, anche di una nutrizionista, Cristina Giusto. Ringrazio subito la Elena Bezzutti che qui con me condurrà la trasmissione Friuli Economy di questa sera. Buonasera e bentrovati. E ovviamente partiamo subito a presentare gli ospiti che sono davvero tanti. Allora iniziamo proprio da Cristina Giusto che è nutrizionista. Buonasera. 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 Poi abbiamo anche Fernando Aloise che gestisce il bistrò La Libellula per vegani a Udine. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo anche Filippo Aleksic che lavora nel ristorante pizzeria Le Due Palme con la mansione di pizzaiolo. Buonasera Aleksic. Buonasera. E infine abbiamo Stefania Ionia Pratte del negozio Biosfera per prodotti biologici a Udine in Piazzale Cella. Buonasera. Buonasera. Bene, direi per lanciare alcune delle tematiche di questa sera vediamo subito il contributo di Rossano Cattivello con il consueto punto e poi iniziamo a entrare nel vivo della puntata. Il mercato alimentare risulta sempre più segmentato e questo è un bene perché consente nuove occasioni di business. Va fatta però chiarezza affinché la complessità non diventi confusione e un'impresa non si risolva in un'avventura. Rispetto alle attuali tendenze vanno distinte la domanda di prodotti adatti a certe intolleranze alimentari, come la celiachia, e quella basata su convinzioni etiche, come il biologico oppure il vegetarianesimo e su estremo il veganesimo. In entrambi i casi i numeri sono in evidente crescita in tutto il mondo. Basti pensare che in Italia l'8% della popolazione ha già rinunciato alla carne e in altri paesi dell'Europa, come la Germania, l'incidenza è ancora maggiore. E se c'è domanda, l'offerta è meglio che si adegui in fretta. Si tratta di un'interessante occasione per il sistema agricolo e agroalimentare friulano, che da anni è alla ricerca di soluzioni che consentono un recupero del valore aggiunto, allontanandosi dal confronto con i paesi a bassi costi di produzione. Un'ultima cosa, le scelte alimentari non determinano mai il valore di una persona. Certo, Gandhi era vegetariano, ma lo era anche Hitler, quindi abbasso qualsiasi pregiudizio. Ecco, distinzione questa che teniamo ben presente appunto riguardo appunto anche all'etica. Ma veniamo subito ad Aleksic. Vorremmo domandarle da quanto tempo alle Due Palme avete deciso di produrre pizze senza glutine? Allora, per oggi sono ormai 2 anni, qualche mesetto in più, e c'era la richiesta proprio dai clienti. Noi abbiamo sperimentato le nostre pizze, non era quel poco che potevamo fare da quando siamo iscritti all'AICE, che ci fanno un monitoraggio ogni 6 mesi, e corsi, vado a fare tantissimi corsi proprio per aggiornarmi. Comunque adesso siamo arrivati con veramente tanti clienti celiaci e sono soddisfatti del nostro lavoro. Quanto tempo avete dovuto impiegare per imparare a produrre pizze senza glutine? Lei proprio nello specifico? Sì, un annetto diciamolo. Da quando abbiamo costruito il laboratorio con tutta a parte, finiti i lavori, un annetto diciamo, ce l'abbiamo messo, sì. Avete dovuto fare anche investimenti nei macchinari oppure si tratta solo di comprare materie prime adeguate, appunto senza glutine? No, anche i macchinari, tutto un forno apposito, un frigo, un marmo, un'impastatrice. E gli investimenti sono stati nell'ordine alla fine di quanto? Questo non glielo so dire. Ah, ok. E in una giornata più o meno quante pizze fate e quante sono senza glutine? Una media delle nostre pizze normali sono sulle 300, senza contare il sabato e la domenica che c'è un po' più di lavoro. Quelle senza glutine sulla trentina durante la settimana, una cinquantina nel weekend, diciamo. Quindi circa sul 10%? Esatto, sì. Perfetto. Perché noi abbiamo anche la cucina senza glutine, quindi non è solo pizza, abbiamo i calamari, la cotoletta, quindi hanno più scelta. E questo ovviamente si è rivelato necessario per servire al meglio. Esatto. Proprio il l'AICE, che è l'Associazione Italiana Celiachia, che lo richiede, che quando fanno il monitoraggio vanno in base dei punti e più servizi offriamo e più punteggio abbiamo. Perfetto.
La dieta senza glutine è necessaria per chi è celiaco, però può essere utile anche a chi non ha problemi di salute. Giusto, lei che è nutrizionista, quali benefici ritiene che si possano avere da una dieta senza glutine? Una dieta senza glutine può essere sicuramente di beneficio nella dieta, soprattutto perché sono sempre di più le persone celiache, ma lo sono sempre di più anche le persone che hanno una gluten sensitivity, quindi non la celiachia ma una sensibilità verso il glutine. Il vantaggio sta quello nel riuscire a riscoprire quelli che sono cereali antichi o pseudocereali naturalmente privi di glutine, come per esempio il miglio, il grano saraceno, la quinoa, che nell'alimentazione moderna non si utilizzano tanto. Ma la sensibilità al glutine come si può riscontrare? Ci sono dei test? Ci sono dei test per la gluten sensitivity, come ci sono delle diagnosi, veri e propri test diagnostici che si fanno per la celiachia. Spesso persone che non risultano celiache ma che hanno molti disturbi nell'assunzione del glutine manifestano questa gluten sensitivity, che si può andare migliorando andando a eliminare o a ridurre il glutine nell'alimentazione. In alcuni casi quindi basta solo ridurlo, non serve azzerare. Nel caso della gluten sensitivity sì, nel caso della celiachia invece, che è una reazione autoimmune verso l'organismo, bisogna eliminare il glutine. Perfetto, ecco. E passando invece a Ionia Prat di Biosfera, da quanto tempo ha aperto Biosfera e che genere di prodotti tratta Ionia Prat? Beh, dunque, diciamo che noi, io e il mio socio, abbiamo rilevato questo esercizio a febbraio 2016, quindi era un negozio già preesistente, con una clientela già avviata e presentava una rosa di prodotti che variavano dal latte alla carne, tutti freschi, e diciamo noi siamo subentrati, abbiamo constatato la situazione e abbiamo deciso di mantenere la stessa tipologia di negozio e nel possibile riuscire piano piano ad aumentare la rosa dei prodotti. La particolarità è che noi siamo un negozio che fa la spesa su ordinazione, quindi abbiamo una clientela fissa e presentiamo al 90% prodotti biologici a chilometro zero e quindi legati alla terra friulana, ed è questo che a cui noi siamo molto legati e vorremmo appunto allargare questa tipologia, insomma, di... Ma un consumatore come fa alla fine a capire, a rendersi conto, a essere edotto che il prodotto è a chilometro zero e che soprattutto è biologico? Beh, noi siamo obbligati per legge a mostrare le certificazioni biologiche sulla cassetta dei prodotti, e comunque noi rispondiamo in prima persona sia dei fornitori che dei prodotti, perché noi abbiamo un rapporto di fiducia e diretto con i fornitori che praticamente appunto abbiamo in negozio. Avete scelto, diciamo? Sì, abbiamo scelto, sì. E c'è anche una certificazione in tutto questo? Sì, assolutamente. Noi anche come negozio dobbiamo presentare una certificazione ICEA che dimostra che noi abbiamo appunto la certificazione per poter... Ma il mercato come sta andando da quando avete rilevato questa attività con Biosfera? È in aumento? Cioè i consumatori riconoscono, sono interessati al bio, oppure è stabile? Come sta andando? Allora, diciamo che le persone sono molto interessate al biologico. Abbiamo molte persone che entrano, ci chiedono come funziona, da dove arrivano i nostri prodotti, come possiamo dimostrare che sono biologici. E devo dire che da quando noi siamo presenti abbiamo avuto comunque un aumento di clientela. Devo dire che soprattutto sono molto interessati appunto al chilometro zero biologico. Ma questa formula invece che voi utilizzate su ordinazione, non è che, diciamo così, tende un po' a restringere il mercato, oppure è una formula invece che piace e che vi vede sempre più gente che ordina? Allora, devo dire che è una formula che piace perché permette alle famiglie, ma diciamo a una clientela eterogenea, perché noi abbiamo il pensionato, il professionista, eccetera, coloro che soprattutto non hanno tempo di andare a fare la spesa,
di trovarsi appunto il venerdì la spesa già pronta in cassetta con quello che loro hanno ordinato tramite un listino su internet e quindi risparmiano tempo. Poi appunto alla base c'è un rapporto di fiducia per cui sanno quello che prendono e devo dire che sono contenti, ecco. Ma in prospettiva vi allargherete ulteriormente con altri punti vendita in Friuli Venezia Giulia oppure rimarrà questo di Udine? Ma guardi, sicuramente c'è l'idea magari di avere una nuova sede, quello sicuro, un po' più diciamo larga, perché adesso siamo in un negozio un po' piccolo e cioè, a livello logistico non è molto, diciamo, molto facile da raggiungere, trovare parcheggio. Esatto. Sì. Quindi ovviamente più aumenta la clientela, più noi abbiamo bisogno di uno spazio un po' più adeguato. Poi sicuramente vorremmo adeguare in maniera più, diciamo, andare incontro al cliente da un punto di vista di ordinazione, magari facendo un'app che risulta forse più fruibile alla clientela. E magari cercare di allargare i fornitori per avere proprio una scelta maggiore di prodotti, ancora di più di quella che abbiamo a livello friulano proprio. Perfetto. E i prodotti biologici aiutano non solo l'ambiente ma anche la nostra salute, giusto? In che cosa nello specifico? Cioè consumare un prodotto biologico rispetto a uno tradizionale, quali vantaggi dà? Beh, il prodotto biologico è proprio anche formulato nel rispetto dell'ambiente, quindi il vantaggio per il consumatore è doppio perché salvaguardia la propria salute salvaguardando anche l'ambiente. I prodotti biologici sono formulati anche molte volte proprio nel rispetto della salute, anche andando ad utilizzare delle materie prime che siano diciamo, migliori per il consumatore e per la salute del consumatore. In particolare il potere terapeutico degli alimenti, in che cosa consiste e in questa stagione lei che cosa consiglia di consumare? Beh, il potere terapeutico degli alimenti è una cosa nota dall'antichità, no? Era Socrate che diceva lascia che il cibo sia la tua medicina. In questa stagione è consigliabile utilizzare i prodotti di stagione, quindi prodotti a chilometro zero che siano di questa stagione, in particolare per la frutta, per la verdura, quindi parliamo di agrumi italiani, parliamo di zucca, parliamo di castagne, parliamo di broccoli, cavoli, quindi vegetali che vadano a proteggere anche la salute del consumatore. In tutti i colori un po' dell'arcobaleno, no? Assolutamente. Viene consigliato. Benissimo, adesso ci andiamo a fermare per la prima interruzione pubblicitaria e poi torniamo subito dopo con questa puntata di Friuli Economy dedicata appunto alle attività imprenditoriali che appunto si occupano di produrre, di vendere cibo senza glutine, cibo biologico e cibo per vegani. A tra pochissimo qui su Friuli Economy. E vediamo subito il servizio di Giancarlo Virgilio sulle abitudini vegane a Udine. Jessica Corvaglia ha deciso di aprire un ristorante vegano in pieno centro a Udine. Come sta andando e quali sono i motivi che vi hanno spinto ad aprire questo ristorante? Abbiamo aperto il nostro ristorante qui in centro a Udine da circa 4 mesi. Il riscontro è molto positivo in quanto abbiamo già molti clienti fissi, anche della gente onnivora che è molto attirata dal nostro vasto menù di primi piatti, panini, piade, contorni, dolci che ricevono molto successo. Abbiamo deciso di aprire questa attività anche un po' rischiosa perché alla fine non sappiamo bene come l'abitante udinese prende questo tema, ovvero il vegano. E quindi ci siamo messi un po' alla prova, essendo che io sono anche una mamma di 2 figli, che stiamo facendo seguire piano piano anche loro questa dieta. Per quanto riguarda il mio punto di vista, all'inizio so che non può essere molto semplice perché cambiare le abitudini di una vita alla fine può essere anche un po' traumatico, diciamo, però poi alla fine riscontri che ci sono dei grandi benefici, sia sul fatto salutare, anche sul fatto emotivo, perché alla fine scopri veramente che
dietro tutto questi allevamenti intensivi c'è un grande sfruttamento, grande dolore, quindi è anche una scelta etica. Per quanto riguarda i prezzi, gli alimenti per vegani o vegetariani, gli alimenti bio sono più costosi, questo è un problema? Allora, già 3 anni fa rispetto adesso vedo che i prezzi alla fine sono molto calati perché fortunatamente la richiesta è aumentata e quindi i prezzi meno male si stanno adeguando. È molto facile trovarlo perché adesso in qualsiasi tipo di supermercato comunque c'è uno spazio riservato al vegetariano, al vegano, agli intolleranti, eccetera, eccetera. Piano piano ci stiamo espandendo e la richiesta si amplierà secondo me sempre di più. Come mai un ristorante vegano? È vegana? No, non sono vegana, sono onnivora. Però le piace la cucina biologica e vegana? Cerco sempre di mangiare secondo le stagioni e cercando anche il biologico se posso, sì, anche se poi tante volte pensiamo di mangiare biologico e stiamo mangiando delle cose che biologiche lo sono pochissimo. Però la scelta del gusto, ecco, perché penso che anche mangiando vegano si possa mangiare bene. Voi quando fate la spesa avete difficoltà a trovare prodotti bio? Allora, non è che abbiamo difficoltà, abbiamo fatto comunque una lunga selezione, ecco, diciamo, dei fornitori e siamo arrivati ad avere prodotti comunque ecosostenibili che fanno riferimento, diciamo, a un ambiente e a un mondo, diciamo, più verde, ecco, più green, quindi tutte le nostre posate sono compostabili, facciamo la differenziata, con molto rigore e cerchiamo appunto da ogni punto di vista prodotti per la pulizia e quant'altro, tutto quanto ecosostenibile. Tutte le nostre bevande cercano di arrivare con agricoltura biologica e quant'altro, la verdura è tutta fresca a chilometro zero, quindi diciamo che la nostra attività punta a un mondo proprio totalmente più green. Non è un po' un controsenso mangiare un hamburger che non è un hamburger, un gelato che non è fatto con latte? No, non vedo un controsenso, cioè, voglio dire, trovo che questo sia proprio l'esplicazione di quel concetto che è chiamato il dilemma dell'onnivoro. Noi siamo onnivori e possiamo scegliere e quindi secondo me è giusto esercitare questo diritto di scelta, insomma. Abbiamo visto il servizio realizzato da Giancarlo Virgilio appunto sulle tendenze e le abitudini vegane a Udine. Ecco, passando a un'altra attività imprenditoriale legata appunto ai vegani, passiamo alla Libellula, sempre a Udine, in via Gemona, se non sbaglio, signora Aloise, giusto? Ecco, da quanto tempo ha aperto il bistrò La Libellula? Noi siamo a Udine da quasi 4 anni, siamo iniziati a febbraio del 2013. Recentemente ci siamo trasferiti in via Gemona. E si sta quindi affermando diciamo così, il mercato per i vegani? Sì, devo dire che noto una sempre più curiosità delle persone per questa cucina, dove scoprono che alla fine non è poi così strana come pensano. E quindi vede anche lei questo dilemma che diceva appunto prima quel cittadino che è stato intervistato, cioè che le persone possono appunto esercitare il loro diritto di essere onnivori scegliendo anche diciamo così, il cibo vegano. Ma lei ha più clienti che in realtà lo mangiano vegano per sfizio oppure perché sono vegani al 100%, quindi è una scelta ben precisa ed esclusiva? Sì, no, devo dire che è mista. Ci sono vegani, vegetariani, ma anche i cosiddetti onnivori, come chiamiamo adesso. E specialmente ultimamente, come dicevo prima, c'è la curiosità di questa cucina, perché c'è una certa ignoranza nel non sapere di cosa si tratta e vogliono scoprirla e possono scoprirla, hanno tutte le possibilità, dato che a Udine sempre più ristorantini, fast food crescono e nascono. Quali sono le pietanze che scelgono più di tutte le persone che vengono da lei? Bella domanda, perché noi cambiamo il menù molto spesso, perciò abbiamo tantissime diverse ricette, possono provare sempre cose diverse da noi. Ma più o meno se ha un'idea di quanti coperti fate in un giorno, giusto per dare un'idea anche ai telespettatori di quanto va?
Ma più che altro noi non abbiamo puntato sulla quantità ma sulla qualità, essendo io e mia moglie non possiamo neanche gestire più di tanto e siamo sulle 30 per coperti al giorno. Sì. E avete prospettiva di allargarvi ulteriormente, cioè aprire altri negozi, oppure al momento vi fermerete dove state adesso? Ma noi ci fermiamo dove siamo adesso, la possibilità di crescere c'è perché è in espansione, come dicevo prima, vedo che c'è sempre più gente che lo ricerca, però noi basta così. Perfetto. Un'ultima domanda, comunque l'Italia ha una forte tradizione, diciamo così, alimentare, no? E quanto le ricette tradizionali sono adattabili in chiave vegana? Questa domanda mi piace, le posso dare la risposta che completamente si può adattare, anche perché la cucina mediterranea originale è basata su vegetali, legumi, frutta, verdura, no? Perciò sì, rimpiazzando la carne quasi qualsiasi piatto si può rifare, facciamo lasagne strepitose con un sugo alla bolognese, facciamo spaghetti, quello che vuole. Sì. Perfetto, mi sembra molto chiara la sua risposta. Ma i prodotti appunto vegetariani da soli, quindi mangiare solo vegetariano e vegano, può comportare dei rischi, giusto? Beh, la dieta vegetariana e ancor più la dieta vegana sono delle diete che sono sicuramente salutari, no? Per l'apporto di nutrienti e di micronutrienti, ma devono essere delle alimentazioni controllate. Il rischio da parte del consumatore è quello di fare una dieta sbilanciata, spesso verso gli zuccheri, verso le farine raffinate, verso i carboidrati, e non ben bilanciata con le proteine vegetali e con i grassi. Quindi è una dieta salutare, ma bisogna farla in maniera controllata. E in particolare per i bambini è possibile imporre le scelte vegane degli adulti anche ai figli, oppure ci sono dei pericoli che si possono correre? Diciamo che l'alimentazione dei figli va un po' di esempio per quella che è l'alimentazione dei genitori in tutti i campi, sia nel campo vegetariano, vegano e nell'onnivoro. Quindi è facile trasmettere ai figli quelle che sono le abitudini della famiglia. Imporre un'alimentazione non è mai corretto, è importante preoccuparsi se l'alimentazione che si sta seguendo è un'alimentazione bilanciata, ancor di più quando ci sono dei bambini, quindi in caso di gravidanza, allattamento, ma anche proprio dallo svezzamento in poi affidarsi a qualcuno attraverso il pediatra, il nutrizionista ed essere seguiti. E Aloise ci parlava prima della dieta mediterranea e della dieta vegana. Quali differenze ci sono tra queste due diete e se si possono integrare in qualche modo insieme? Beh, assolutamente sono due diete che si integrano, anche perché alla base della dieta mediterranea abbiamo la frutta, la verdura, i cereali, in particolare i cereali integrali, le leguminose, quindi man mano che si sale verso la piramide alimentare abbiamo le proteine animali che dovrebbero essere consumate con minor frequenze settimanali, quindi la dieta vegana e vegetariana soprattutto si sposa benissimo con la dieta mediterranea, che non è la dieta che fa la stragrande maggioranza degli italiani, ecco, che pensa di fare. Ma che dieta fanno la stragrande maggioranza degli italiani? Una dieta... Lei che fa questo di professione, quindi vede tante tendenze. Certo, l'alimentazione spesso è una dieta, quelle che credono di fare la dieta mediterranea fanno una dieta ricca di carboidrati raffinati, quindi di pasta, di riso, di pane, che però arrivano da farine totalmente impoverite. Una dieta spesso ricca di zuccheri e poco ricca di frutta e di verdura, e c'è un grande abuso delle proteine animali che vengono consumate in quantità eccessiva. La problematica proprio sta nella quantità e nella qualità, ecco, di queste proteine. Ma quindi in realtà mangiare carne in maniera controllata non è in che maniera pregiudichi per forza la salute? Quante volte a settimana andrebbe fatto? Un paio di volte a settimana la carne si può mangiare. Bianca o rossa, una volta entrambe? Meglio la carne bianca rispetto alla carne rossa, però si può consumare a seconda anche del fabbisogno nutrizionale anche la carne rossa.
Perfetto, adesso ci fermiamo per l'ultimissima pausa pubblicitaria qui su Friuli Economy e poi torniamo di nuovo in studio. Sempre a Friuli Economy con la puntata sulle tendenze alimentari, anche qui in Friuli, che vanno sempre più verso gli alimenti biologici senza glutine e vegani. Ionia Prat, i prezzi dei prodotti biologici di quanto sono più elevati rispetto ai prodotti tradizionali oggi? Ma guardi, io potrei dire siamo su una media del 30-35% rispetto a un prodotto di supermercato che troviamo, sì, supermercato insomma. E questa differenza come si spiega? Da cosa deriva? Beh, la differenza è molto semplice perché nel biologico il lavoro manuale è molto maggiore rispetto a un'agricoltura tradizionale. Mi viene adesso in mente un esempio di un nostro fornitore che nelle sue carote le erbacce le toglie con le mani, per cui è uno spreco di tempo e quindi diciamo la verdura ha un valore economico maggiore. Ma in futuro è previsto un calo dei prezzi dei prodotti biologici o una tendenza stabile? Allora, io credo che la tendenza verrà, diciamo, spostata in maniera, diciamo, a vantaggio del consumatore se aumenterà la domanda del prodotto biologico, perché aumentando la domanda l'offerta ovviamente verrà ampliata e quindi i prezzi per meccanismi economici diciamo, si diminuiranno. Ma in questo momento quant'è la fetta di mercato in Friuli che si rivolge ai produttori e comunque ai negozianti di prodotti biologici e quanti ancora vanno verso, diciamo così, i negozianti che, diciamo così, smerciano prodotti invece tradizionali non biologici? Beh, sicuramente bisogna dire che negozi biologici, perlomeno per quanto riguarda Udine, che io ho notato, ne sono nati molti. Credo però comunque che ci sia ancora molta disinformazione a livello di biologico e quindi la gente o non si fida o non sa che esistono questi negozi e quindi tende ancora ad andare, magari anche perché è più comodo, si scende nel supermercato sotto casa e quindi è più facile, diciamo. Quindi, diciamo così, una maggiore capillarità dei negozi biologici potrà far aumentare la percentuale dei consumatori e quindi ridurre i prezzi. Questa è un po' in estrema sintesi ciò che porterà, voglio dire, verso un'equiparazione dei prezzi. Sì, credo sì. Ecco, spostandoci invece ad Alexic, quindi al ristorante pizzeria Le Due Palme, i prezzi delle pizze senza glutine sono più elevati oppure sono gli stessi delle pizze che contengono invece glutine? C'è l'aggiunta, c'è una piccola aggiunta comunque di 2 euro per via proprio della farina che costa 8 euro al chilo. Rispetto a quella con glutine quanto costa? Quella con glutine non so, lo sa il mio collega che adesso non è qua. Però indubbiamente costerà di meno. Sì, poi dipende dalla scelta che uno, c'è la Molino Amor, tanti tipi, ognuno costa diversamente. Quella senza glutine che io uso della Biaglute è 8 euro al chilo, che qualche fornitore comunque un po' di sconto lo riesce a fare. E in un futuro magari verrà a costare di meno perché anche, come hanno detto gli altri, ci sarà tantissima richiesta, come anche noi vediamo che aumentano, anche chi non è celiaco comunque la preferisce mangiare. Perché questo? Perché infatti lei mi ha anticipato con la domanda che volevo fare, ecco, perché se una persona non celiaca appunto mangia la pizza fatta senza glutine è lo stesso. Perché dicono che è più salutare, mentre quando avevo fatto i corsi me l'avevano descritto un po' diversamente, comunque è vero, è più leggera. Ce ne siamo accorti anche noi quando mangiamo, magari sul tardi, a mezzanotte, dormiamo meglio dopo, non è che rimane sullo stomaco, così lo posso dire. E conferma giusto questo? La digeribilità sicuramente è migliore del prodotto senza glutine. La salubrità non lo so perché la base per pizza è una miscela per farine, quindi non dovrebbe avere degli additivi, però se parliamo di prodotti da forno tipo biscotti, cracker, i prodotti senza glutine di solito hanno più grassi e più zuccheri, quindi non sempre sono una scelta più salutare, ecco, per chi non è celiaco. Perfetto. E Aloise, come siamo invece con i prezzi dei prodotti vegani? Sono a livello di quelli tradizionali oppure un po' più alti? Ma in linea di massima i prodotti vegani non vuol dire altro che prodotti normali, perché sono
verdure, frutta, insalata. Il costo invece dipende dal fatto che sia biologico o meno. Quindi dalla certificazione, anche qua, che pesa un po' sul prezzo, no? Sì, esatto, perché ci sono prodotti marchiati vegani che sono spesso e volentieri anche biologici. Ma lei come li seleziona i prodotti quando va a fare la spesa per la sua attività? Noi abbiamo biologico sempre, più possibile, o a chilometro zero. E in futuro pensa che questi prodotti che lei acquista anche adesso costeranno di meno oppure avranno una tendenza di aumento? No, secondo me costeranno di meno. In questi ultimi 4 anni, da quando lei ha aperto, ha visto che costano sempre di meno oppure sono rimasti costanti? No, c'è stata una piccola variazione in giù, proprio perché c'è più scelta, più possibilità di comprarle. È che ancora il mercato non è così vasto da poterlo giustificare un prezzo più basso. Ma secondo lei, fatto 100, le persone che escono una sera a mangiare fuori, come si può dire, quanti vengono in questo momento in un ristorante, in un bistrò vegano a Udine e dintorni? Ma è una nicchia, non dico altro. Ma l'ha vista crescere in questi anni? Sì, specialmente negli ultimi 2 anni. È stata proprio una crescita, come dicevo prima, c'è più curiosità, se ne parla di più, uno vuole capire di cosa si tratta, poi sempre più medici, scienziati, gente di un certo spessore, esatto, si rendono conto che c'è qualcosa in più e non in meno come pensano tanti, che se non c'è la carne non hai mangiato. Ecco, tornando proprio a un tema sempre che riguarda l'alimentazione, si fa, e anche parlando anche un po' di quello che viene spesso messo alla luce e alla ribalta nei media, per quanto riguarda l'olio di palma, giusto, ci può chiarire se fa male oppure no alla salute? L'olio di palma utilizzato nell'industria alimentare, soprattutto nei prodotti da forno, è un olio che non fa bene alla salute, ricco di grassi saturi e quindi legato soprattutto alle patologie cardiovascolari. E la pubblicità negli ultimi anni è stata proprio quella nel cercare di togliere questo olio di palma dai prodotti, sempre di più si vede la pubblicità senza olio di palma. Il problema è che comunque viene rimpiazzato con degli altri oli vegetali, quindi... E che nomi hanno questi? C'è una persona poi quando va a vedere gli ingredienti, quali sono gli altri nomi a cui bisogna stare spesso viene sostituito con l'olio di colza, che non è molto diverso, si utilizzano anche gli oli di girasole, l'olio di arachidi, sono degli oli meno ricchi di grassi saturi, però quando vengono lavorati ad alte temperature subiscono delle trasformazioni che comunque non risultano benefiche per la salute, quindi... il vantaggio per la salute del consumatore non sta nel comprare i biscotti senza olio di palma, ma nel cercare di non mangiare i biscotti o di mangiarne di meno, no? E magari anche leggere con attenzione le etichette, perché spesso noi donne ci accaniamo sulla parte percentuale di grasso, invece bisogna fare attenzione anche alla percentuale di zuccheri. Certo. Perché? Le etichette alimentari sono un importante alleato per il consumatore, no? Abbiamo la possibilità di scegliere i prodotti che compriamo. Il problema è che quando andiamo a comprarli li confrontiamo solamente per l'aspetto energetico calorico, quindi andiamo a leggere solo la prima riga. Se già ci soffermassimo sul quantitativo di grassi, solitamente in etichetta viene anche riportata una differenza in grassi totali e grassi saturi. I grassi saturi non dovrebbero mai superare il 25% dei grassi totali, quindi possiamo confrontare 2 prodotti sul quantitativo di grassi. Un altro problema è quello legato agli zuccheri, in particolare agli zuccheri semplici. Il futuro, le malattie del futuro e quelle legate ai nostri bambini, si parla tanto di diabete, no? E sta emergendo sempre di più ed è proprio legato a un eccessivo consumo di zuccheri. Anche lì l'etichetta ci aiuta, perché nei carboidrati totali viene sempre riportato il quantitativo di grammi in zuccheri e nella lista degli ingredienti vengono riportati tutti gli zuccheri utilizzati.
Gli zuccheri utilizzati non si parla solamente di glucosio, ma si parla di sciroppi, di fruttosio, di sciroppo di mais, amidi, quindi nel totale degli zuccheri vanno a confluire tutte queste voci, quindi bisogna informarsi un po' e fare anche la sommatoria delle voci che riportano nella lista degli ingredienti. Ma quali sono gli alimenti secondo lei che andrebbero diciamo ridotti nella dieta proprio per questo problema degli zuccheri? Beh, sicuramente i prodotti destinati alla prima colazione, quindi dolci, biscotti, fette biscottate, spesso sono addizionati di zuccheri anche quando non servono. Per esempio la fetta biscottata è un alimento che dovrebbe essere un alimento semplice come il pane, no? Costituito da farina, lievito, acqua, un po' d'olio, spesso dentro c'è del malto, c'è dello zucchero, quindi non è più il prodotto dietetico che uno pensa di comprare o di mangiare. E poi i prodotti appunto destinati alla prima colazione, biscotti, ma anche i cereali, spesso cereali destinati anche alla prima infanzia sono dei prodotti ricoperti, addizionati di tantissimi zuccheri. Un'ultima curiosità, giusto, quanto anche una vita bilanciata con lo sport può evitare questi rischi di diabete e via discorrendo? Beh, assolutamente l'attività fisica sta alla base della piramide alimentare. Se uno va a vedere la nuova piramide alimentare, l'attività fisica sta prima di tutti gli alimenti, quindi è importante muoversi. Il movimento è fondamentale per la nostra società perché siamo tutti incollati ad una sedia, a un computer, quindi il movimento che facciamo al lavoro è veramente poco, quindi l'attività fisica ci aiuta a mantenere attivo il nostro sistema cardiovascolare e ad avere un consumo energetico. Inoltre le persone che fanno sport sono anche più attente alla salute perché imparano ad ascoltarsi, quindi sono più attente quando vanno a fare la spesa, quando vanno al ristorante, sono le persone che si prendono un po' più cura di sé. Bene, allora io volevo ringraziare gli ospiti che abbiamo avuto questa sera, partendo da sinistra verso destra, Stefania Ionia Prat di Biosfera, Filippa Aleksic della ristorante Pizzeria Le Due Palme. Grazie. Ovviamente Elena Bezzutti che mi ha dato sicuramente un contributo importante per la trasmissione di questa sera. Buonasera e alla prossima. E poi anche Fernando Aloise del Bistrò La Libellula e Cristina Giusto, nutrizionista. Un sincero ringraziamento anche a Giancarlo Virgilio e Rossano Cattivello per i contributi giornalistici e poi a Pierangelo Buttazzoni, Giandomenico Ricci in regia e a Paolo Bassi per la parte tecnica. A tutti voi una buona serata con i programmi qui di Telefriuli e ci vediamo fra una settimana sempre con Friuli Economy.